questa storia inizia prima che a un certo punto dentro di te scatti qualcosa. Cosa facevi prima? Allora, io ho servito nell'esercito da volontario, nel corpo degli alpini. Negli alpini? Sì, eri? sì. Ecco, raccontaci già questo passaggio. Tu a un certo punto senti che quella è la tua strada. Come nasce? Io una volta che ho compiuto 18 anni sentivo già una pulsione per la difesa, più che altro per la giustizia. Cioè, ero sempre magari quello che cercava di mettersi in mezzo, di difendere, sentivo la pulsione di servire il prossimo. Sì. In particolare la mia collettività, la mia patria, insomma. Però si può fare in molti modi. Uno può fare il volontario sulla Croce Rossa, il pompiere, può fare la protezione civile. Tu invece hai scelto una cosa che ha una sua forza anche nella disciplina di ogni giornata, insomma un modello di vita che non è, diciamo, light. Hai scelto l'esercito e poi gli alpini. Com'è nata quella roba lì? Ripeto, io sentivo che volevo dare un senso alla mia esistenza. Avevi 18 anni e hai detto io qui voglio dare un senso. E un giorno ero già appassionato di cose militari, diciamo che io giocavo con i soldatini. Sì, non con le macchinine, perché già lì si capisce da bambini. Ero già uno che giocava. Ed ero appassionato a quel mondo lì. Mi affascinava la disciplina, il sistema, l'uso delle regole, il rispetto delle regole, il rispetto comunque di un codice d'onore. Sì, un mondo che avesse un suo ordine, volevi, insomma. Sì. Volevo ordine, volevo probabilmente ordine. E niente, decido di fare questa avventura e di arruolarmi come volontario. Volontario negli alpini, e lì parte l'addestramento. Raccontaci un po' gli alpini, insomma, dove sei stato? Allora, che specialità avevi? Adesso non so. Allora, io sono partito in quel di Cividale del Friuli, dove ho avuto l'impatto con la vita militare. C'è un impatto comunque disciplinato, un impatto duro, che però mi faceva sentire bene perché a differenza della società, dove c'era sempre il figlio di, l'amico di, quello che era sempre raccomandato da qualcuno, invece eravamo tutti uguali, vestiti allo stesso modo, con le solite scarpe, non importava come ti chiamavi di cognome, di chi eri figlio, lì importava quello che davi in addestramento e quello che tu davi al reparto, al tuo corpo e soprattutto alle persone che avevi a fianco, i tuoi amici, i tuoi fratelli, i tuoi colleghi. E mi piaceva questo, fino poi a sentire che l'esercito e il mio reparto erano diventati quasi la mia famiglia, perché poi condividevamo tutto, le gioie, i dolori, le soddisfazioni, all'epoca piccole soddisfazioni, come magari il raggiungimento di un obiettivo, magari la fine di un corso di specializzazione, però si condivideva tutto. Ecco, e per quanto dura questa tua vita negli alpini, nelle forze armate, dove insomma eri un soldato dell'esercito italiano? Allora, io ho servito per circa 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo, dai 18 ai 21? No, dai 19 fino ai 24, poi ero uscito, ho avuto un periodo dove mi sono fermato, poi mi sono riarruolato nuovamente. E quando ti riarruoli devi rifare tutto l'addestramento? Sì. Quindi tu l'hai fatto 2 volte? Sì. Ma io ho fatto tante volte le stesse cose, perché il ricominciare da capo un qualcosa ti fa riflettere poi su tante altre cose e non è disonorevole. No, cioè anzi una volta che quella roba lì la vita è quello, ripartire da capo, rifare le stesse esperienze poi anche nuove, perché poi sono ripartito in un altro reparto, sono ripartito con altra gente nuova, chissà le nuove reclute, però quella è la prima volta che vedevano te, sapevi già fare tutto, ti aspettavi già tutto, insomma. Però invece no? Invece diciamo che io sono sempre stato al mio posto, anche se già sapevo comunque profilo basso. Tante volte basso profilo, queste sono le regole, questa è la disciplina. Questa era zitto, testa bassa e vai avanti. Allora, 5 anni, diciamo, tutto più o meno, sommando tutto, 5 anni della tua vita. E poi successivamente cercavo qualcosa di probabilmente forse più stimolante. Perché mancava qualcosa. No, non è che mancava qualcosa. Cioè non agli alpini, attenzione, alla vita che uno fa negli alpini. Che non sono gli alpini, agli alpini non manca niente, ovviamente. No, assolutamente. Anzi, ne parleremo nelle prossime puntate. No, però cercavo qualcosa di differente, volevo fare qualcosa di
volevo proiettarmi da anche qualche perché parte. Erano gli anni, correggimi se sbaglio, in cui l'ISIS in Europa stava incominciando All'epoca era ancora Al-Qaeda. Al-Qaeda, sì, Al-Qaeda. il terrorismo islamico, adesso scusa l'imprecisione, però comunque era il momento in cui incominciava, no, questo virus vero e proprio a diventare un pericolo attuale, perché poi le persone, l'attentato di Londra, l'attentato di Madrid, insomma, era una cosa che l'Europa guardava sgomenta, e tu incominciavi, insomma, allora io successivamente, dopo l'esperienza militare, sono rimasto affascinato dal mondo della, diciamo, sicurezza privata, il mondo dei contractors, il mondo dei bodyguards, e ho cominciato a frequentare tutta una serie di corsi sia in Italia che all'estero, che mi hanno poi portato a ricoprire determinati incarichi anche a livello di sicurezza privata, quindi incarichi anche di rilievo. Ho lavorato con persone dello spettacolo, ho lavorato in determinati ambienti, sia in Italia che all'estero. Qual è la minaccia di una persona dello spettacolo? Perché che incontri quello sbagliato nel momento sbagliato? Sì, probabilmente sì, però quando una persona, diciamo, che è in vista sia nel bene, quindi con le persone che gli vogliono bene, e anche con le persone che gli vogliono male. Quindi ovviamente chi è in vista è amato e allo stesso tempo viene odiato, e chi è odiato probabilmente potrebbe essere vittima di attacchi che potrebbero ledere la sua persona e senza dubbio sicurezza o quella dei suoi cari. Quindi ha senso per chi è in vista dotarsi di un, di un programma di sicurezza efficace. Adesso a voi sembrerà che stiamo menando il camperlaio, però sono tutte cose che ci faranno capire quello che poi Alex ci dirà dopo, altrimenti il racconto sarebbe monco. Ad esempio, questa esperienza, prova a immaginare, è anche un grande addestramento di attenzione. Assolutamente. Perché se tu fai la scorta a me, che non sono nessuno, probabilmente passi 6 mesi in cui ti rompi le scatole in maniera gigantesca. Però anche a me, spero di no, può succedere che uno mi veda e dica quello lì io adesso lo ammazzo, e se tu mi devi proteggere quel secondo in 6 mesi devi essere pronto da 0 a 100. Chiaro. Ma infatti il concetto della security, il concetto della sicurezza, che si parli di pericolo attentati terroristici, che si parli del pazzo mitomane contro magari un leader politico o un personaggio pubblico, alla fine della fiera si parla sempre di, punto 1, pianificazione. Bisogna pianificare e cercare di evitare il più possibile. In secondo luogo, quando noi abbiamo a che fare con una minaccia, qualsiasi essa sia, nel 99% dei casi l'attività di prevenzione può mettere una pezza quando accade il fatto. L'attività di prevenzione vuol dire l'attesa, quindi sviluppare tutti quei parametri di sicurezza per l'osservazione, per appunto la prevenzione. È un lavoro molto complesso, appunto quello di prevenzione, che credo occorra molta autodisciplina e molta preparazione anche tecnica. Ecco, e siamo arrivati più o meno in che anno? Allora, siamo arrivati circa nel 2000, a cavallo tra il 2000 e 2011, dove appunto questa esperienza... Primavere arabe, mi permetto intanto di contestualizzare, perché il mondo inizia a restringersi nel 2011. Fino al 2011 potevate andare in vacanza in Tunisia, in Egitto, erano posti normali, insomma c'era l'agenzia di viaggio. Adesso l'agenzia di viaggio, se tu vai e dici vuoi andare in Egitto, dice ma perché non vai in Grecia? E c'è un motivo, non te lo dice solo per... Questo all'epoca mi ha portato sulle navi e lì incomincia il mio percorso come operatore nel settore dell'antipirateria. Che ricordiamo nel Corno d'Africa, no? Allora, ho lavorato in Corno d'Africa, comunque Somalia, Yemen, Sri Lanka, Oceano Indiano e tanti altri posti. Ecco, tu ti saresti, adesso non apriamo questa parentesi, però era un po' il tipo di servizio che facevano i due famosi Marò. Come finalità, poi con un inquadramento privato il tuo, ovviamente associato inquadramento diverso, certe diciamo procedure tecniche completamente diverse, però alla fine si trattava di difendere, e qua c'era il concetto di difesa, una nave, un'imbarcazione e il suo equipaggio, quindi degli innocenti, all'epoca dei pirati, che erano comunque finanziati, equipaggiati da Al-Shabaab, che è il terrorismo islamico somalo, che poi si è visto interconnesso con tante altre organizzazioni terroristiche a livello globale,
che attaccavano appunto queste navi, imbarcazioni che potevano essere... Ecco, fin qui siamo insomma al tuo percorso di vita. Fino al 2014. Fino al 2014 siamo insomma in un percorso di vita dove comunque, ecco, per quanto... scusate, è partito Vamut, non avrebbe dovuto, ma fa niente. Ecco, fin qui insomma, però uno da casa sta dicendo, vabbè, è un lavoro comunque. Certo. Questo qui lo pagavano e andava a fare questo lavoro qui. Io domani vado in ufficio e mi danno i soldi. È un lavoro, insomma, non meniamola più di tanto, magari stai dicendo. Certo. Quello che forse scatta è per livello di rischio, per insomma sradicamento da un mondo ordinario, è quello che poi ti succede quando prendi quella decisione, che poi è incredibile, no? Quella di andare in Iraq. E quindi che cosa scatta lì? Innanzitutto ti voglio dire dove è scattato. Dove scatta? Io, ripeto, all'epoca facevo questi servizi e lavoravo come operatore addetto alla sicurezza nel settore dell'antipirateria. E come dicevamo prima, una parte fondamentale della sicurezza appunto è l'attesa. Sì. Io mi ricordo queste lunghe notti passati sul ponte di queste navi in mezzo all'oceano, con questo fucile in mano, con l'equipaggiamento, quasi ad aspettare questi attacchi. E nell'attesa, nelle notti soprattutto, avevo tanto tempo per riflettere e per pensare. E pensavo a quanto avevo faticato in addestramento, faticavo a quanto, diciamo, avevo speso in tutti i temi, in termini di risorse, in termini economico, per l'equipaggiamento, per l'addestramento, a quanto credevo nel concetto di difendere qualcuno e qualcosa. E contemporaneamente io studiavo il terrorismo, studiavo i fenomeni terroristici, studiavo quello che era il nuovo ISIS, la minaccia globale, la minaccia alla libertà, la minaccia all'Europa, fino ad arrivare a capire che stando lì non potevo onorare, fra virgolette, il mio giuramento che avevo fatto anni prima quando ero nelle forze armate. E qual è questo giuramento? Io avevo giurato di difendere la patria e la collettività, che siamo noi. Cioè, tu, siamo tutti quanti noi, i nostri ascoltatori. Non proprio tutti, alcuni dopo faccio una deroga io, a Colico soprattutto, ma lasciamo perdere. E io avevo identificato in questo nemico un pericolo veramente per tutti, nelle istituzioni, e quindi incomincio a pensare che io non dovevo essere lì, in cima a una nave, in mezzo al mare, ad aspettare i pirati somali. Ma io dovevo andare nei luoghi dove io potevo onorare il mio giuramento. E lì ti scatta proprio questa molla, legata ancora però al momento degli alpini, vedi? Sì. Cioè, alla fine io mi posso congedare dagli alpini, ma non mi posso congedare dal giuramento che ho fatto. Livello morale, io penso che sia una cosa etica. Indipendentemente, se io non fossi andato nell'esercito e avessi avuto un altro percorso di vita, io credo che comunque è una cosa che ce l'hai dentro. Cioè, tipo me, io ho fatto il tifo per i curdi, lo faccio tuttora, ho fatto il tifo per le forze della coalizione, ma io mi occupavo di una parte di fronte diversa, che è il mio soggiorno. Non ci sono stati attacchi, però anch'io vigilavo, ma infatti, ero in battaglia anch'io insieme a voi. Certo, voi rischiavate un po' di più, però insomma eravamo in battaglia in qualche modo insieme. Vabbè, scherzi a parte, siamo arrivati quasi al momento in cui parti. Adesso io ti faccio la domanda difficile, io te la devo fare. Tu rispondimi per quello che si può, perché poi c'è tutto un profilo giuridico di cui magari accenneremo qualcosa. Esatto. Hai già paura, ma io te la devo fare, non ti preoccupare. No. Cioè, anzi, voglio parlare anche di quello in maniera approfondita. Quello è importante, perché io adesso mi trovo a farti la domanda che è necessaria, ossia, ok, quando tu decidi di andare in Iraq, come si fa a spostarsi dal posto A, la vita che facevi, al posto B, le milizie kurde? Parliamo di un esercito regolare. È un esercito regolare, sì, noi le chiamiamo milizie perché siamo profani, però insomma è bella anche questa tua distinzione che segna un orgoglio di appartenenza, un'appartenenza nuova, però non diversa da quella che avevi già sperimentato. Però come si arriva dal punto A al punto B? Con l'aereo. Questa è una buona risposta. E poi però prima dell'aereo c'è una lunga riflessione che ogni uomo, penso, prima o poi nella vita deve fare. Cioè, ma io cosa sono qua a continuare a vivere in sicurezza
sì, è bellissimo, io ve lo consiglio. Oppure fare il salto nel buio, non lo fate a casa, e rischiare, non lo fate a casa, lasciatelo fare da in Alex. virtù di un sogno, perché alla fine il sogno io purtroppo poi non potevo più ritornare nell'esercito, non potevo più ritornare a servire il mio paese, e non ero contento di continuare a lavorare per delle società private. Sì, Sì, difendevamo l'equipaggio, però ma io ero lì per difendere delle petroliere alla fine. Non era per questo che eri al mondo. E quindi ma non penso su internet trovo l'ufficio reclutamento dei curdi, dico salve, vorrei a che ora arriva con l'aereo? Io ricordo che nel bus navetta non c'è, no? Io ricordo che queste cose. Prima di decidere, io ho fatto una lunga pianificazione, avevo pianificato tutto. Io avevo letto ogni singolo articolo di giornale, ogni singolo libro, ogni singola pubblicazione, visto ogni singolo riguardo l'ISIS, il Kurdistan, i curdi e tutto quello che era il panorama. Io sono andato già lì che già parlocchiavo il curdo, perché avevo già studiato una pianificazione che era durata 6 mesi di pianificazione. E un giorno, data la mia pianificazione, prendo l'aereo. Hai creato un contatto di là, immagino. Più contatti di là. Più contatti, perché se uno fosse caduto, cioè ogni contatto poi andava confermato. Andava confermato attraverso determinate procedure, eccetera, eccetera, eccetera. Anche perché lì non sai mai che cosa succede. E il problema è quello. Questo lo diciamo, magari c'è qualcuno che romanticamente vuol farlo. Io non consiglio, in modo romantico. Io ricevo migliaia di messaggi sulle nostre pagine e sconsiglio a tutti di partire così a caso. Cioè, o c'è un background, una pianificazione, c'è tutta una serie di struttura, di previsioni. Altrimenti io sconsiglio a tutti di avventurarsi, perché il rischio c'è ed è alto. Gli occidentali, soprattutto in Iraq, sono un assegno circolare. Certo. Quindi onde evitare di farsi mettere in un bagagliaio e sparire, per richiedere poi un riscatto. Questo è il primo rischio, già quando scendi dall'aereo devi sapere. E io ero conscio dei rischi. Certo. Del tuo contatto, però alla base c'erano comunque. Però avevi fatto delle verifiche. E quindi insomma, dove si può dire in che città atterri la prima volta? Sì, atterro a Sulimani, che era una città curda del nord dell'Iraq. Del nord dell'Iraq, atterri e lì scopri che i tuoi contatti sono giusti, immagino. No. Dai, vai. Lì spendo circa 4 settimane a ricercare qualcuno che potesse darmi la possibilità di presentarmi come istruttore ai Peshmerga. Perché questo? Perché se io fossi andato lì, io voglio combattere. Ti inquadravano in un modo. Sì, sarei stato inquadrato in un certo modo. Il mio obiettivo era veramente quello di supportare a ogni titolo, a livello logistico, a livello di addestramento. Poi, se ci sarebbe stato anche da dargli una mano sul campo, non mi sarei tirato indietro. Però io mi sono proposto come un istruttore. Avevo già un'esperienza abbastanza buona, lavoravo già come istruttore di tiro in vari poligoni, avevo già organizzato dei miei corsi e quindi ero già in posizione di poter dare ai curdi delle nozioni a livello tattico e strategico. Perché poi ecco, la milizia, l'esercito curdo, il soldato medio curdo è digiuno di guerra quando inizia, allora, oppure hanno tutti una certa dimestichezza? I curdi socialmente parlando vengono da una lunghissima tradizione armigera e diciamo che gli manca un po' la struttura. Gli manca la struttura, gli manca un po' l'organizzazione, però è gente di cuore, sono guerrieri dal cuore forte, gente che non si tira indietro. Ho capito. E niente, io dovevo soltanto dargli questo ordine, queste tecniche che poi abbiamo visto. Finalmente sono stato accettato dopo altri mesi e mesi di verifica da parte loro, perché io ero questo chi è? Io ero uno tra l'altro dei primi volontari nel 2014 e alla fine decidono di darmi la possibilità di stare con loro. Di stare con loro a tempo pieno. Sì, però io lì, alla fine mi ritrovo, diciamo, al fronte a Kirkuk, perché io dicevo, se io non vedo
in che tipo di scenario operativo vi muovete, io non posso strutturare un addestramento. Certo. Non posso farlo. Dopo racconteremo di Kirkuk, abbiamo ancora 120 secondi in questo blocco dove invece ti chiedo, ecco, prima della battaglia di Kirkuk, qual era la situazione strategica, ma proprio in 2 minuti in Iraq? Cioè l'ISIS era in offensiva? L'ISIS aveva iniziato attraverso un'attività di, diciamo, guerra non convenzionale a prendere una larghissima porzione di territorio tra l'Iraq e la Siria, avanzando sulle posizioni e vincendo contro l'esercito iracheno dell'epoca. Acquisivano che cosa? Materiali, armamenti, e inoltre acquisivano il consenso delle popolazioni, perché loro portavano sì il terrorismo, ma loro portavano nelle città un sistema, portavano l'acqua corrente, l'elettricità, la sicurezza, quindi gli occupanti davano loro poi un consenso che gli permetteva di allargarsi. Ci permette di capire, no, quelle immagini del 2014 in cui lanciavano le caramelle, insomma, dove c'era la loro propaganda, certo, faceva molto. Ma se poi dopo parleremo dell'ISIS, io farò uno spaccato dal mio punto di vista, certo, di quello che è l'ISIS. Non solo un'organizzazione terroristica, ma un vero e proprio Stato. E questo sarà interessante, anche perché uno Stato può sopravvivere anche senza territorio. Lo scopriremo tra poco. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. John Wick ha infranto le regole. Una taglia di 14 milioni sulla sua testa. John Wick, la scomunica è ora in vigore. Cosa ti serve? Armi. Tante armi. Che si aprano le danze. Quest'anno, se vuoi la pace, prepara la guerra. John Wick 3, Parabellum, dal 16 maggio al cinema. Mi chiamo Fahim, ho 22 anni, ho una specie di lavoro, una famiglia abbastanza normale, degli amici, sono musulmano e praticante, non bevo, non fumo, che ve lo dico a fare, niente sesso prima del matrimonio, ma sta cosa del sesso mi fa sbroccare, mi piace una cifra. Allora? È difficile, difficilissimo. Secondo me no. Bangla, dal 16 maggio al cinema. 01 Distribution presenta In concorso al Festival di Cannes. Faccia nome, Buscetta. Il primo pentito, il primo terribile colpo alla mafia. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io? Il traditore, un film di Marco Bellocchio, dal 23 maggio al cinema. A maggio, ti fidi di me? Apri gli occhi e vedrai. Disney presenta. Credo sia tempo di raccontarvi la storia di Aladdin, la principessa e la lampada. Aladdin, dal 22 maggio al cinema. Warner Bros. Pictures è orgogliosa di presentare il nuovo film di Pedro Almodóvar con Antonio Banderas e Penélope Cruz. Non sei stato un buon figlio. No, un viaggio nei ricordi, nei sentimenti e negli amori perduti. Stai con qualcuno ora? Sì. E tu? Grazie Pedro per questo nuovo capolavoro. Dolor y Gloria, dal 17 maggio al cinema. Il 6 giugno scopriremo il film più divertente dell'estate. Il miglior veterinario in tutto il circondario è specializzato in disturbi del comportamento. Ma io non ho disturbi del comportamento. Dai creatori dei Minions e con la voce di Alessandro Cattelan. Che anch'io sto bene. È la mia umana che è matta. Pets 2 Vita da animali, dal 6 giugno al cinema. Mamma, chi sono io? Sei stato un dono. Dal produttore James Gunn, regista dei Guardiani della Galassia. Non potrei mai mettermi contro nostro figlio. Non è nostro figlio! Anche il male ha il suo eroe. L'angelo del male, Brightburn, dal 23 maggio al cinema. E rieccoci di nuovo in diretta con il nostro Alex. Siamo arrivati alla battaglia di Kirkuk. No, non c'è problema, perché abbiamo anche le riprese video che finiranno sul suo profilo Facebook. A proposito, saluto gli amici del profilo Facebook che prima mi hanno visto fare dei gesti strani, voleva dire che c'era una piccola pausa, ma sono intuitivi quelli che ti seguono su Facebook. Molto intuitivi. Tutta gente intuitiva? Molto. E si scandalizzano se bevi dell'acqua? No. Il bello della radio, Alex, è che non ti vedono, tu però hai voluto togliere il bello della radio.
nel mio caso poi anche il bello per gli ascoltatori che possono immaginarmi come sono, cioè bellissimo, certo, alto, biondo. Infatti mi sono messo la camicia per l'occasione. Esatto, perché sapevi che c'era questo conduttore bellissimo, lo dico agli amici anche fondamentalisti islamici, io conduco su Radio Padania, se volete riconoscermi e attentare a me, sono alto, 2 metri, biondo, occhi azzurri. Esatto. Se vedete uno morettino che vi dice no, sono in Erasmus a chi, non è lui, non fategli del male. Vabbè, noi qui ovviamente ci prendiamo il lusso di scherzare, lusso per me, in cui sguazzo. Per te scherzare è un lusso, oppure nelle situazioni in cui ti sei trovato, magari tra poco racconteremo, vere e proprie battaglie, perché questo è il termine, si riesce a strapparsi un sorriso in quelle situazioni così tese oppure no? Ma guarda, paradossalmente vivendo, io penso che abbiamo vissuto alcuni dei momenti peggiori e più drammatici della guerra in Iraq degli ultimi anni. Ma ovviamente ciò nonostante tu sia comunque esposto, specialmente a Mosul, dove comunque purtroppo c'erano i civili di mezzo, esposto comunque alla sofferenza, alla violenza, a tutto quello che c'è di cattivo nel mondo. Certo. Secondo me si trova sempre, e c'è sempre posto per la vita. Per ridere delle cose semplici, sì. Poi, perché finché hai gli amici attorno è facile. Certo. Si riesce sempre a trovare il modo di, sai, scherzi, la battuta. Quello è molto importante. Sì. Alla fine l'uomo fa la differenza anche in senso positivo, sempre, anche in quei contesti. No? Anzi, in quei contesti lì esce veramente chi sei. Ecco, entriamo allora proprio in questo contesto, parliamo di Kirkuk e poi di Mosul, 2 scenari della guerra all'ISIS sul fronte iracheno. Ora io la banalizzo, se la banalizzo troppo poi correggimi. Una prima fase è quella con cui ci siamo salutati poco fa, una offensiva straordinaria che ha lasciato il mondo col fiato sospeso dell'ISIS, di cui nessuno o quasi nessuno sapeva nulla prima, dei grandi media, si vedono questi pick-up, bandiere nere, filmati di propaganda fatti bene, e con la capacità insomma di essere una struttura organizzata. Siamo passati da Bin Laden in caverna che aveva elementi grotteschi, che peraltro i tuoi della tua stessa regione, Luca e Paolo, erano riusciti io li guardavo sempre, erano riusciti anche a fare un'imitazione che però rendeva ridicolo Bin Laden. Nessuno è riuscito a ridere dell'ISIS, perché l'ISIS faceva veramente però paradossalmente ora il leader Abu Bakr al-Baghdadi ricalca le orme di Bin Laden, però in una chiave moderna. Si è fatto rivedere dentro una caverna, con un manufatto scadente, non nella grande moschea di Mosul, barba incolta, gilet, e tra l'altro lo stesso AK-47 di Bin Laden, che in Iraq chiamano Osama. Lo chiamano proprio Osama, che è un AK-47 con canna corta e calcio ribaltabile. Quel modello lì è un segnale nei bazar, nei più famigerati bazar di Kirkuk, viene venduto col nome di Osama, perché era il fucile che Osama Bin Laden e oggi al-Baghdadi tenevano sul lato destro della loro posizione. E quindi dicevo, gli analisti dicono che ci sia un messaggio, ovviamente non bisogna essere analisti per capire di continuità di quella assolutamente sì, che deve far riflettere, perché finisce l'ISIS come organizzazione e l'ISIS riprende le ceneri di quella che era Al-Qaeda, con le stesse metodologie, ma con il background dell'ISIS, che se ne parleremo dopo. E adesso ne stiamo proprio per parlare dell'ISIS alla sua apice della potenza, e quando tu intervieni nel conflitto iracheno loro sono all'apice dell'offensiva. La banalizzo, dicevo, sostanzialmente a un certo punto c'è il fuggi addirittura a Baghdad, incominciano ad arrivare notizie, questi forse prendono anche nelle Baghdad. città del Kurdistan. Io mi ricordo che la gente caricavano questi gipponi e scappavano sulle montagne, perché stanno arrivando. Sì, e addirittura una volta era arrivato a circa 30 minuti dalla capitale del Kurdistan, che è Erbil. Ecco, quindi raccontaci questa... Gente nelle strade armata, gente... il caos più totale, cioè civili, ma mai come il caos militari. A Kirkuk. Partiamo da Kirkuk. Tu arrivi lì e
Cosa sta succedendo? E all'inizio mi ritrovo come l'ultimo arrivato a fare la gavetta al fronte. Per la terza volta la gavetta. E per la centesima volta. E continuerò a fare la gavetta, senza dubbio. È questo che... Il fronte com'è? Che roba è? Il fronte proprio concretamente è fisicamente una linea di terra. Sì. Immaginano la trincea della prima guerra mondiale. Sì. Identico. Lì era... Con le fortificazioni, però fatto forse peggio, un po' più tirato via. Almeno io ho visto le foto filmate della prima guerra mondiale e mi sono reso conto, c'è un passaggio importante che mi ricordo, che quando stavo lì appunto in trincea, fisicamente in trincea, mi ricordo che appena arruolato si diceva ma nel 2020 le guerre si combatteranno con, ci immaginavamo i laser, le astronavi, invece come 100 anni fa, perché poi 2018, era 2014 era il centenario della prima guerra mondiale e non c'era niente da fare. A distanza di 100 anni, due giovani che non si conoscono, che non si sono fatti niente, uno con un fucile, l'altro uguale, dalle parti opposte a cercare di farsi fuori. Dopo 100 anni eravamo ancora lì. L'umanità non si è mossa di un millimetro. Quello che cambiava, sì, un fucile diverso, un'uniforme diversa, però alla fine era sempre quello. Allora, e quello mi ha fatto riflettere. Raccontaci brevemente come sono questi soldati curdi, chi c'è dentro, che tipo di personaggi, se hai un amico che vuole... Allora, a me piacerebbe fare i due blocchi, no? Vai. Allora, i curdi sono una popolazione che tutt'oggi non sono stati riconosciuti come nazione e sono divisi in 4 paesi come appunto l'Iraq, l'Iran, la Turchia e la Siria. L'unico stato che riconosce i curdi con un governo diciamo indipendente è lo stato dell'Iraq con il cosiddetto KRG, Kurdistan Regional Government, quindi governo regionale del Kurdistan, come regione a statuto autonomo, come potrebbe essere il Trentino Alto Adige. E questa è stata una delle grandi vittorie dei curdi in Iraq. I curdi ovviamente hanno ricevuto negli anni, sono stati attaccati da tutti, sono stati vittime di proprio un vero e proprio sterminio da parte di chiunque. Nessuno ha mai voluto riconoscere la loro identità e ciononostante questo i curdi continuano a portare avanti le loro tradizioni, la loro lingua che è il curdo, che ho avuto la possibilità di più o meno, non dico imparare, ma maneggiare, e sono una generazione, un popolo di combattenti. Lì è culturale essere armati. Sì. Lì è nella loro cultura. Loro dicono noi siamo tutti peshmerga. Sì. Infatti quando ci sono stati gli attacchi andava sì l'esercito regolare, iracheno, i peshmerga, sì. Però poi mi ricordo che c'erano tanti volontari civili, cioè gente che lasciava il negozio e arrivava, prendeva la magari la K47 del nonno e arrivava lì. E io ricordo che quando c'è stato l'attentato a Kirkuk, cioè l'attentato, quello che noi chiamiamo il giorno più nero di Kirkuk, mi ricordo che nel marasma arriva questo nonnetto con abito tradizionale curdo, il cinturone di cuoio e un moschetto 91. Ah, un italianissimo moschetto 91. Io dicevo, ma è questo? Cioè, e lui è venuto da me che mi aveva riconosciuto come il comandante di quel drappello di uomini, dicendo mi metto a disposizione. E tu gli hai detto? E io gli ho detto no, ma lei non può stare qua. Mi fa, mi ha detto io sono peshmerga e questo è il mio posto, la guerra. E io ho detto guardi, qualcosa ne troviamo da fare. Si metta qua, controlli quel settore lì. Sì. E lui si è messo lì col suo moschetto. Cioè, è un racconto no, però ti fa capire divertente, che però ti fa capire come quando ci sono stati appunto gli attacchi a Kirkuk. Queste sono cose che non riusciamo a immedesimarci, ma in altre i curdi in cosa assomigliano agli occidentali? Non so, la musica che ascoltano. Ma guarda, sono forse più simili a noi italiani, specialmente
di quanto noi possiamo essere simili, per esempio, ai tedeschi o agli inglesi. Ma perché sono cacciaroni? Ma perché sì, sono come noi magari 70 anni fa. Sì. Ecco. Cioè, hanno molto il concetto dell'onore. Sì, schemi morali un po' più rigidi, ma alla fine una voglia anche di stare assieme, di fare. Cioè, io non mi sono mai sentito non gradito a casa di qualcuno, oppure alla grande ospitalità, i legami familiari, non so, immagino tu. Ospitalità, io non. E poi la cosa interessante, nessuno ti negherà mai un letto e un bicchiere di tè. Sì, è un qualcosa che ancora oggi resiste in Italia, ma che un tempo era una delle regole, no? Quello che ti volevo chiedere invece riguarda la religione dei curdi, che i curdi hanno tante religioni. I curdi sono un'etnia. Sì. E la cosa molto molto bella che mi ha fatto amare quel popolo, che incarna veramente il concetto di difesa. Sì. Perché? Perché loro non hanno mai fatto distinzioni fra cristiani. Infatti esistono curdi cristiani, curdi sunniti, curdi sciiti, esistono i curdi yazidi, che tra l'altro gli yazidi sono stati in particolare un'etnia fortemente repressa dall'ISIS. È da dire poco repressa, perché quello che ci hanno raccontato io ho avuto la possibilità di lavorare, di accompagnare spesso alcune organizzazioni non governative, come magari organizzazioni umanitarie, e seguivamo un progetto proprio per le donne yazide. Tra l'altro bellissimo il tempio di Lalish, dove appunto le donne yazide, quando l'ISIS invadeva i territori, erano all'istante prese e purtroppo vendute al mercato come schiave sessuali. Adesso infatti stiamo andando proprio all'ISIS. Anche per i ricchi arabi, per i comandanti dell'ISIS. E mi ricordo che... È normale che manchino le parole, Alex. Perché io le cose le ho viste di persona. Cioè, anzi, questo silenzio basta. È difficile esternare certe volte. Ma assolutamente, quel silenzio come quello che hanno appena sentito, quei 2 secondi forse ha più emozioni di 1000 tentativi di raccontare. Ho fatto questa domanda sulla religione perché di là la religione, la sua esasperazione più brutale e fanatica è il collante nell'ISIS. Ma o no? I curdi? No, siamo passati dell'ISIS. Però i curdi con quale combattevo? I miei fratelli, i miei amici. Noi adesso mi ricordo, no? Noi prima di andare a Mosul, la prima notte del primo attacco, della prima offensiva che abbiamo aperto noi, loro pregavano. Ci siamo messi tutti lì nel deserto. Infatti io ho detto, pregano. Non è un bel segno. No, prima di andare in battaglia loro pregavano sempre. E benché io non c'entrassi niente, mi dicevano: Ale, dai, vieni qua con noi, prega. Dicevo: ma io non sono musulmano. Sì, ma oggi non conta. Però è vero. Cioè loro accettavano. Sì. E mi dicevano: guarda che l'ISIS non rappresenta l'Islam, l'ISIS non rappresenta. Loro erano arrabbiati anche per la distruzione che causavano, ma loro odiano l'ISIS perché hanno fatto l'Islam nero come una religione di morte e basta, di violenza, mentre invece non solo di morte. I curdi, che sono comunque islamici ma tranquilli, che hanno la separazione tra lo Stato e la religione, e poi di questo stiamo parlando. Mentre invece dall'altra parte l'Islam è usato e strumentalizzato come giustificazione per le peggio cose. Andiamo di là. Come sono organizzati quelli dell'ISIS? Ti faccio l'identikit. Vai. Innanzitutto, se parliamo di foreign fighters, quindi foreign fighters, per me i foreign fighters sono quelli che lasciano le proprie case, e questo deve far riflettere anche chi ci ascolta, ma magari spero che ci siano forze dell'ordine. Fa riflettere perché il foreign fighter raramente è nato in un paese arabo, e il foreign fighter è la cosa più pericolosa anche in battaglia, perché sono quelli più motivati, sono quelli che cercano il martirio,
c'erano persone inglesi, nati in Inghilterra, cresciuti in Inghilterra, ma radicalizzati, che hanno lasciato l'Europa per unirsi al sogno ideologico dello Stato islamico. Si parla di Stato islamico, ma lo Stato islamico non è un'organizzazione terroristica, è un'ideologia. E le ideologie non le uccidi con le bombe, non le distruggi con i fucili. Certo. Le ideologie le sconfiggi facendo un lavoro negli anni di prevenzione, di ricerca, di informazione, anche a livello culturale. Certo. Io non mi reputo un intellettuale, però insomma, però effettivamente quando c'è ignoranza, cioè è ovvio che un ragazzo, cancelliamo l'ovvio, però ci siamo capiti. Però un ragazzo in un contesto di un certo tipo, che nasce magari per la strada, magari venendo da una famiglia delle case popolari, magari di estrazione molto bassa, magari provenienti magari dal Marocco piuttosto che da un paese arabo, magari escluso dalla società, magari diciamo in qualche modo anche una serie di situazioni che gli dicono guarda tu non puoi giocare. Sì, non puoi giocare, non puoi fare quello. E magari trova nell'Islam radicale la possibilità di vendicarsi. Un meccanismo psicologico. Ovviamente questi sono dei pazzi, dei criminali che vanno cancellati dalla faccia della terra. Però non andare a guardare dentro è sbagliato, dobbiamo aprire la pentola di sti cervelli e vedere se conosciamo il nemico. Ora il grosso problema qual è? Sono i bambini che l'ISIS ha formato negli ultimi anni e che ora stanno crescendo. Sembra la Hitler-Jugend, no? Nel 45, che il problema gli alleati dicevano qua il problema non è la Wehrmacht. Io scortavo appunto queste NGO, che c'erano anche dei padri, dei preti, dei uomini di chiesa, che studiavano i genocidi, in particolare anche i genocidi degli ebrei perpetrati dai nazisti. E quello che impressionava, loro poi erano specialisti nello studiare proprio le tecniche di genocidio, che fosse comuni, piuttosto che l'utilizzo appunto, la vendita delle donne come al mercato, era proprio una cosa che ricalcava, cioè le tecniche di genocidio erano le stesse perpetrate dal nazismo. E qui entriamo nel fulcro forse che nessuno racconta dell'ISIS e viene dato per scontato. Io teniamo proprio questo punto delle Yazide, che noi lo viviamo come un elemento mitologico, però quando un esercito conquista una città, per avere un apparato capace di individuare le Yazide, che credo non so, che si nasconderanno, insomma, non è che sono facili, devi avere un apparato organizzativo per trovare. Esistono poi però una rete logistica. Zone abitate solo da etnie. Solo da Yazidi? Sì. Quindi da quel punto lì hanno preso tutte le città, allora tutta la città hanno rastrellato. Sì, ovviamente ci sono i quartieri Yazidi, i quartieri, facciamo un esempio pratico, io entro a Milano, a Milano ci sono diverse etnie, diverse religioni. Io prendo un quartiere, però anche lì il fulcro non cambia troppo. Loro già sapevano, avevano persone già dentro, addirittura. Però devi avere la forza logistica, organizzativa. Ma la forza dell'ISIS era questa grande capacità logistico-organizzativa. Noi parliamo dell'ISIS. Io vado nei gruppi spesso anche su Facebook e si parla di terrorismo, c'è la percezione che il militante medio dell'ISIS, non dico militante, il miliziano, sia uno scappato di casa con le ciabatte, con la tunica. Bravo, esatto. Io parlo a livello strategico, non sono un militare, però fai quel lavoro lì. Sono un soldato e sono un uomo di azione, certo. Però per forza di cose bisogna sedersi e studiare. Se noi facciamo l'identikit e studiamo le azioni, e io penso a quello che ho vissuto io, a livello strategico, sono tutto tranne che dei ciabattari con la tunica. Attenzione che il momento che noi capiamo che c'è un'organizzazione, c'è una loro intelligence, c'è una struttura a livello media. Ragazzi, l'ISIS ha fatto un lavoro a livello mediatico che fa impallidire, cioè ha lasciato tutti che fa impallidire tutto, cioè l'estrema violenza che hanno utilizzato era per mandare un messaggio chiaro. Il pilota Giordano bruciato vivo, ma poi ci sono tanti video che fortunatamente non girano. Abbiamo
i bambini bruciati vivi nelle gabbie, cioè bambini piccini con queste tutine arancioni cucite apposta. Cioè qua siamo di fronte a una pianificazione del terrore, una pianificazione del male che mi fa credere che questo ISIS 0.1 sia stato solo un grande test, una grande prova. Le cose serie, veramente serie, a mio avviso, arriveranno. Questo era solo un check di prova. Sì, un tentativo. Di fare un'organizzazione che aveva che intanto ha preso le misure un po' a livello globale di quello che è. Pensiamo anche alla grande capacità di perpetrare attacchi non solo in Iraq, ma in tutto il mondo. Vediamo cosa è successo in Sri Lanka, in Europa. Pensiamo al Bataclan, pensiamo alla Francia, agli attentati in Francia. Nizza. E si parla, i lupi solitari. Ma i lupi solitari da chi sono stati motivati? Da chi sono stati spinti a fare quel tipo di attività? Da chi a monte fa un lavoro a livello mediatico. Certo. Vogliamo parlare invece del discorso economico? L'ISIS è maestro nella gestione economica dei capitali, che provengono appunto da tutta una serie di attività illegali. Ma un esempio stupido: Al-Shabaab, pirateria finanzia Al-Shabaab. Al-Shabaab è un'organizzazione terroristica ovviamente affiliata all'ISIS. Quindi il pirata che fisicamente sequestra la nave per chiedere il riscatto porta flusso economico all'ISIS. E il potere di oggi, signori, è il soldo. Certo. Perché col soldo io corrompo chiunque, passo gli aeroporti, compro aerei privati, eludo i controlli, compro materiale altamente classificato, quale esplosivi, piuttosto che... È questo che fa paura. La gestione economica. Ovviamente si parla anche di traffico di olio, petrolio. Di petrolio. Io sono abituato oil. Se tu fai caso, i primi posti che loro hanno invaso dove erano? Zone petrolifere. Perché hanno cercato per anni di prendere Kirkuk? Perché a Kirkuk c'erano i pozzi. Perché hanno cercato per anni di raggiungere determinati siti strategici e di controllare i confini? L'ISIS c'era un periodo che controllava il confine fra Iraq, Siria e Turchia. Certo, lo ricordiamo. E lì, insomma... Sto facendo così, sto facendo il segno di... Non so se ci siamo capiti, dice. Ci siamo capiti. No, certo. Cioè, qua significa che muovevano una quantità di tutto. Armi, personale, traffico di esseri umani. È questo quello che fa paura dell'ISIS. Non la capacità militare, ma la capacità strategico/economica. Perché coi soldi io non devo neanche sparare. Io corrompo, entro, esco, e non io. No, certo, ma è chiarissimo. Anzi, io se non sto interrompendo è solo perché inoltre, come molti ascoltatori, mi sto godendo questa analisi. Se vediamo anche dal punto di vista appunto economico, c'era una gestione dei foreign fighter allucinante. Io mi ricordo che i foreign fighter erano pagati. L'ISIS poi assumeva mercenari specializzati, specialisti in operazioni speciali, provenienti anche da paesi come la Cecenia, la Russia, l'Europa. Insomma, da questo punto di vista, in questo caso è il mio di silenzio che è stato... ma perché sono cose che magari non, ovviamente si sanno, gli addetti ai lavori sanno tutto. Non sono entrate nella consapevolezza. Io credo che tu abbia ben detto. Però l'uomo della strada, o magari... Cioè si pensa, questi sono 4 ciabattari. Esatto. A livello tecnologico, e noi ci siamo trovati a scontrarci nella pratica, utilizzo dei droni costruiti da loro. Poi ora non entro nel tecnico, però comunque sia, fucili di nuova generazione, ottiche, laser, visori notturni. È ovvio che chi pensa di andare laggiù e trovarsi a che fare con 4 ciabattari ha preso una grossa cantonata. Poi, come tutti i livelli, loro hanno i loro reparti speciali, hanno i loro reparti informativi, i loro reparti di intelligence, i loro
reparti economici. Questo è uno Stato composto da difesa, economia, propaganda, e questa è la forza dell'ISIS. E tra poco parleremo proprio di che cosa ne è di uno Stato senza territorio, ma lo faremo attraversando brevemente, non siamo qua a fare insomma G.I. Joe, che poi avete visto non è, però è interessante anche se tu ci racconterai che cosa è stata la battaglia di Mosul. Io l'ho vissuta in una redazione dove ogni giorno si diceva imminente la caduta di Mosul, è stata imminente per... Allora io ricordo, dico questo aneddoto. Sì, poi dopo la riprendiamo quando facevo le mie pianificazioni, l'ISIS aveva già preso Mosul. Mosul è una città come dire Milano. È grossa. È una metropoli. Era tra l'altro una bellissima città universitaria. Era la città della cultura, la città delle università, una città avanzatissima, che purtroppo oggi è ridotta a un cumulo di macerie. E ricordo che quando facevo le mie pianificazioni pensavo, cioè io vedevo Mosul come la battaglia del secolo. E chi lo sa che non lo sia stato. Tra poco, torniamo, tra poco. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory, ergonomico, a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. E rieccoci tornati con Alex Pineschi e con la sua pagina Facebook. Ciao a tutti. E siete sempre su Radio Padania, voi invece che ci usate come radio, non preoccupatevi, niente di strano, se non una testimonianza davvero straordinaria che stiamo sviscerando. Ecco, parliamo quindi della battaglia di Mosul. Sì. La battaglia di Mosul, quando io ancora non ero andato laggiù, rappresentava un po' la Berlino dello Stato islamico, la Stalingrado, una cosa decisiva, inespugnabile, perché se si pensava l'ISIS che cosa faceva? L'ISIS non aveva creato una sorta di situazione dove i civili non potevano scappare. Questo era uno dei problemi strategici, perché non si poteva fare ricorso né all'artiglieria né ai bombardamenti. Si è comunque fatto ricorso sia all'artiglieria sia ai bombardamenti, però ovviamente essendoci dei civili di mezzo, onde evitare i danni collaterali, non c'era la possibilità per le forze della coalizione e l'esercito iracheno di intervenire come si è intervenuti a Berlino. Bisognava andare fisicamente, casa per casa, porta per porta, strada per strada, a liberare appunto Mosul. Io personalmente
ho partecipato, tra l'altro una coincidenza, io sono nato il 17 ottobre dell'83. Sì. Mosul è iniziata la notte del 16 a cavallo del 17 del 2016. Sì. Giusto? Scusa, 2017, ho detto una castroneria. Perché nel 2016 invece, stesso giorno, è avvenuto l'offensiva di Kirkuk. Cioè, nella mia vita ci sono 3 date. Sì. La mia nascita, 17-10. Sì. 17-10, il giorno nero di Kirkuk, che era la città che io difendevo, e poi l'offensiva di Mosul. Kirkuk la terremo per ultima perché racconta il terrorismo in Europa, non ne parlavamo prima. Sì, assolutamente. Mentre adesso facci giusto immaginare, perché è importante immaginare cos'è un combattimento urbano. Cioè, immaginiamo una nostra città dove succede. Perché Mosul, l'hai detto prima, somiglia a una città. Cioè, adesso non voglio portare sfortuna agli amici di Torino, però potrebbe essere. Un combattimento urbano è quello che di peggio può esistere. Prova a farci vedere qualcosa. Perché si parla immaginare qualcosa. Si parla comunque di. Sono stati molto abili loro. Loro hanno spostato il combattimento nelle periferie e negli agglomerati urbani. Perché? Perché a livello strutturale poche persone nel combattimento urbano hanno la possibilità di controllare un ampio spazio. Un ampio numero di soldati. Cioè di impegnarne. Sì, faccio un esempio stupido. Pensiamo già agli Spartani. Sì. Sparta contro i persiani. Una strettoia. È la stessa cosa. Quindi il problema del combattimento urbano è che poche persone ben organizzate e ben motivate ne possono rallentare un'offensiva, dove tu vai ad azzerare l'utilizzo dell'artiglieria, vai ad azzerare l'utilizzo degli attacchi aerei per evitare danni collaterali, perché appunto c'erano i civili. Di mezzo. Il problema è che c'erano i civili che bisognava anche filtrare chi era civile e chi non lo era. E poi io penso che Mosul sia stata una delle esperienze più terrificanti di tutta la mia esistenza, proprio perché era veramente un'esposizione costante all'incertezza giornaliera. Soprattutto poi c'erano i civili di mezzo. Sì. E quello che mi faceva più male in assoluto era vedere appunto quello che la guerra purtroppo. Ecco, ti chiederò proprio 2 esempi, ma perché servono a noi. Sì. Fin qui ci stai comunicando l'atmosfera. Poi forse sono io, ma penso di rappresentare alcuni ascoltatori. Prova a farti un esempio. Sì. Cioè, c'è una via dove c'è forse. Basta un cecchino. Un cecchino non si sa dov'è. E quindi tu lo devi. E come lo trovi? Lì ci sono delle. Io non voglio poi parlare di procedure operative. Cioè, devi andare a controllare tutte le case. Sì, e ogni volta che apri una porta, forse lì non lo so. Sì, è l'incertezza, vivi nell'incertezza. Poi non sai se è uno, perché uno ha sparato, però magari dopo c'è. Certo. C'è un'incertezza costante. E in mezzo i civili, che devono, io credo, continuare a vivere, no? Perché l'acqua la dovranno bere. Il problema è quello. Mangiare dovrà mangiare. Non posso stare 6 mesi in una cantina digiuni perché muoiono di fame. Però tu pensa, una volta che tu fai un bombardamento su un palazzo, il palazzo crolla, corpi dappertutto, l'elettricità si ferma, non c'è più acqua corrente, poi subentrava un problema anche della rimozione dei corpi, quindi poi malattie, intossicazioni, la centrale del cloro che aveva preso fuoco, quindi dovevamo metterci le maschere, l'ISIS che utilizzava le bombe chimiche. Sono stato anche male, mi sono sentito male, inferno. Non c'è altro modo per definire l'inferno. E ti ringrazio perché non possiamo ancora immaginare. Davvero, ma in questa sede meglio di così. Non vorrei parlare col pericolo di vanificare le mie parole. No, ma anzi. O di non dare il giusto valore che gli vorrei dare. Io poi sono un po' strano, io sono convinto che le parole valgano più delle immagini, ma sono una strana eresia in questo periodo. Intanto mi sembra che Sammy Varin vuoi salutare anche gli amici su Facebook di Alex Pineschi? E certo che li saluto, certo, ci mancherebbe. Sempre in battaglia, come dico io. Nel suo caso davvero, nel suo caso però qualcuno che la fa meglio di me c'è. Esatto. Sono pochi però, sono pochi.
Allora, scusa, ma questa è pur sempre la radio più pazza delle un'eruzione. Esatto. Vedi, anche qui non sai mai cosa aspettarti, però l'imprevisto è buono. Io invece ti ringrazio perché lo so che usando le parole magari hai sentito di essere inadeguato rispetto a un'esperienza vissuta. Invece io da primo tuo ascoltatore penso di rappresentarli tutti dicendo che ci hai davvero dato quello che si può dare, perché se non lo vivi non lo puoi capire. Puoi immaginarlo e tu ci hai permesso di immaginare uno stato d'animo, poi delle situazioni che per noi sono quotidiane. I palazzi li vediamo, non l'abbiamo mai visto un palazzo bombardato pieno di cose, quello che hai detto prima, che salta la luce e che poi il civile. Poi tra l'altro l'avanzata di Mosul è incominciata comunque nei villaggi limitrofi e lì abbiamo iniziato la nostra offensiva e l'ISIS era proprio un maestro nelle trappole esplosive. Io mi ricordo che ogni passo che facevamo nel silenzio più totale, perché poi spesso avanzavamo in quartieri dove c'era un silenzio assoluto, loro organizzavano le imboscate. Per capire bene queste cose, io tra l'altro ho pubblicato sulla mia pagina Facebook che si chiama Apitac, non so se posso dirlo, poi messaggio promozionale, vai. e tutta una serie di video, di filmati anche reali. Infatti dico, mi ripeterla perché lei... Apitac, cercate Apitac su Facebook e ho pubblicato anche dei racconti audio di quello che è successo. Sì, poi ho tenuto un diario, sto preparando un libro che uscirà forse a breve, però per capire l'atmosfera davvero era proprio questa incertezza. Ogni passo qualcuno poteva toccare un filo piuttosto che un congegno che andava a innescare un'esplosione e di conseguenza poi un'imboscata. Certo. Quindi eravamo sempre a regime sempre a 1000 a livello di incertezza. Poi un esercito regolare, so che questo genere di operazioni, qualora le faccia, poi ci sono comunque delle turnazioni in prima linea, cioè non si tiene in prima linea uno Voi riuscivate a fare queste turnazioni? È molto difficile parlare di questo, perché io ero con i locali, cioè loro vivevano lì, non c'era il concetto di turnazione, perché era a casa loro. Io ricordo, la prima turnazione che ho fatto 18 mesi. 18 di fila. 18 di fila senza mai tornare a casa. Perché non potevo mollare. Perché ero all'inizio. Io dovevo costruirmi una reputazione, a prendere la loro fiducia e cercare di raggiungere, non dico i vertici della catena militare, no, però esserci. Io dovevo essere lì. Durante le offensive, durante le operazioni, non potevo andarmene. Per arrivarci ci ho messo un anno. Ecco, da questo punto e non potevo andarmene, quindi ci ho messo 18 mesi dalla prima volta a tornare a casa. Entro nella tua vita privata, poi tu scacciami come vuoi. Hai scacciato l'ISIS da Mosul, figurati me dalla tua vita privata. Però 18 mesi in Iraq... Io però ci tengo a precisare, io sono stato... io ho fatto il mio come tutti i Peshmerga, e soprattutto l'esercito iracheno e tutte le unità speciali hanno... io non voglio prendermi il merito di niente. Era giusto un modo per agganciare questa domanda e sperai metterti del buon umore, insomma, riguardo il fatto che però qualcuno a casa 18 mesi ti aspetta. È durissima anche per loro. Guarda, gol, ok. Ecco, questo punto nessuno mi ha aspettato 18 mesi. Nessuno mi aspettava. Però sicuramente è un qualcosa di forte, perché tagliare completamente io prima di partire questo rende onore a quello che hai fatto. Avevo una storia già da un paio d'anni. Io sapevo che la mettevi di un fronte. Conto se io fossi stato un militare dell'esercito che magari andava in missione, quella è una certezza. Io ho saltato nell'incertezza. Io non sapevo se tornavo. Mentalmente io non pensavo neanche di farcela. Hai cambiato anche nome, come si dice in questi casi? È un nome di battaglia curdo? Sì. Non so se si può dire. Shorash, che vuol dire rivoluzione. Hai a Radio Padania, poi vengono a prenderci. Che tra l'altro poi successivamente, diventando maestro, è diventato Mamosta Shorash, che vuol dire maestro e poi il mio nome. Perché quando lì uno diventa, diciamo, è un maestro intendo, io facevo l'istruttore, mi chiamavano Mamosta. Dice, ma cosa vuol dire Mamosta? E poi mi dicono, vuol dire maestro.
Quindi mi chiamavano Mamosta Shoresh. Allora, fin qui abbiamo parlato della guerra in Iraq. Secondo te, ecco, per essere una chiacchierata della tua esperienza lì, che cosa non abbiamo ancora detto che può essere utile prima di parlare di Europa, di oggi, di rischi? Ma io vorrei precisare, se posso permettermi. Innanzitutto io ho avuto la possibilità, l'onore di servire in una delle unità più specializzate dei Peshmerga, che hanno veramente fatto tanto, e senza nulla togliere a tutte le altre unità, però noi siamo stati veramente una delle unità più impegnate sul fronte, su tutti i fronti, e volevo dire che comunque abbiamo pagato un prezzo molto alto, perché abbiamo perso circa 27 ragazzi, e quindi non voglio soltanto parlare, state zitti 27 secondi e capite 27 cosa vuol dire. Quante persone sono, ed erano tutti quanti cari amici, studenti e uomini che ho avuto il piacere e l'onore di avere, tra virgolette, sotto il mio comando. Io guarda, non voglio essere retorico, però se oggi siamo un pochino più tranquilli qui a fare la nostra vita del piffero da occidentali civili, è anche grazie a quei 27 lì. Certo. Perché è vero che loro difendevano casa loro, ma casa loro coincideva col fatto che, ed entriamo nell'argomento, ma infatti avete tolto. Io ero motivato per quello. A me mi dicevano nei momenti più duri, no? Perché poi effettivamente a livello logistico stavamo male. Stavamo giorni. Logistico vuol dire mangiare e bere. No, a volte non c'era da mangiare, a volte non c'era da bere, a volte la doccia calda era una cosa che io avevo dimenticato. E poi comunque si facevano queste offensive dove si avanzava per 1, 2, 3, 4, 5 giorni e non è che si dormiva, cioè si avanzava appunto. Di notte ti scavavi la tua buca con la palla, ti ci ficavi dentro e cercavi più o meno di dormire. Dopo il terzo giorno ho dormito in ogni tipo di posizione, sdraiato sulla gomma del camion, appeso alla ralla. Comunque volevo dire questa cosa qua, che tra l'altro io poi, una volta che sono tornato, dopo la prima volta che sono ritornato, sono stato indagato dalla procura per accertare che io non fossi lì a compiere delle azioni comunque pericolose o illecite. Quindi c'è stata un'indagine da parte della procura di La Spezia, se non erro, e ho fatto l'interrogatorio col magistrato. Ecco, fin qui ti do una mia opinione. Questo è stato un colpo. Sì. Io immagino che per te moralmente sia un grosso colpo, perché uno non si immagina. Poi io non ho neanche mai rubato una caramella, non sono stato uno che. Tu torni da questa esperienza sapendo di aver fatto qualcosa di grosso e l'hai fatto, e arrivato in Italia, non dico che c'è la fanfara, mi viene notificato un avviso di garanzia, perché così si chiama. Non era neanche un avviso di garanzia, era una richiesta di comparire di fronte al procuratore per un interrogatorio, per una chiacchierata. Da questo punto di vista, moralmente tu l'hai presa male. L'ho presa male, ma come la vuoi prendere? Io poi riflettendo capisco che è un atto dovuto. Ha senso. È ovvio che uno va lì, non si sa cosa fa, non è controllato da chi è, cosa fa. Sì, perché come io potevo andare lì e fare le cose giuste, potevo anche. Infatti c'è stata gente che è andata anche dall'altro lato, cioè con la scusa di vado a combattere con i curdi, poi una volta al fronte ha varcato la linea. Sono cose che sono successe. Però moralmente per te è stato brutto. Moralmente è stato un brutto colpo, perché dicevo no, poi si parlava di accuse pesanti, si parlava di mercenariato, si parlava di accuse abbastanza pesanti. Sì. Io comunque ho dimostrato. Come dire che i fratelli Rosselli nella guerra di Spagna hanno fatto mercenariato, per dire. Da quel punto di vista non mi sembra che sia questa l'indicazione che viene data. Io laggiù, ovviamente essendo stato lì 5 anni, non è che in 5 anni potevo campare d'aria. Certo. Io percepivo uno stipendio comunque anche simbolico per la mia attività di istruttore. Poi quando vedevo le persone che io formavo uscire
in combattimento e tornare dentro dei sacchi neri o bucati, è ovvio che forse nel caso che la parte Alex, diciamo da guerriero, ringhia certo, e vuole dare il suo contributo. Questi dove vanno senza di me? Perché poi effettivamente io spiegavo loro delle procedure tecniche che loro poi non sapevano. L'addestramento andava bene, poi uscivano, le applicavano male perché poi non c'era un leader. Quindi un giorno vado dal capitano e gli dico: senti, mi fai uscire con loro? No, non si può, sei matto, succede qualcosa. Dopo che l'ho pregato mi dirà: sì, però ok, stai dietro. Va bene, sto dietro. Però quando i colpi sono arrivati dietro, io mi sono dovuto difendere. E lì c'è stato il salto, perché hanno cominciato davvero a rispettarmi. Perché non ero solo uno dei tanti che andava lì a dirgli come combattere la loro guerra. Era uno che la combatteva. Era uno che partecipava e che ha combattuto con loro. Certo, per difendermi, però comunque io ero sul campo con loro, a differenza di tanti altri. Certo. Che giustamente facevano attività di formazione. Una volta che io poi ho dimostrato questo con la documentazione, con tutto il resto, fortunatamente il caso in 4 mesi si è chiuso. Però sono 4 mesi. Anche così i tempi. Ma tu hai fatto 4 mesi a dire chissà se... Sì, però 4 mesi in Italia per la magistratura è niente. Però... Ci sono cose che vanno avanti da 20 anni. Certo, però... Alla fine chi mi ha ascoltato ha capito che mi ha detto effettivamente: guarda, sei una brava persona, avranno fatto i loro accertamenti e hanno visto che era tutto quanto a posto. Lo voglio dire perché poi questa cosa da alcuni giornali è stata un po' strumentalizzata. Mi hanno chiamato mercenario, mi hanno chiamato in questo modo qua, che per me è una cosa spregevole. Quindi ci tenevo a dire che è stato un atto dovuto da parte della magistratura. Dopo 4 mesi di accertamenti è stato tutto quanto archiviato. Quindi se ci fosse ancora qualcuno che si chiede, io ho un porto d'armi, ho un passaporto, continuo a viaggiare, sono una persona libera. Meglio non farlo arrabbiare. No, ma scherzo, era giusto per buttarla un po' in me la prendo solo per terroristi. Ok, perfetto, allora non c'è rischio. Senti, ogni tanto, come vedi, mi piace almeno respiriamo un attimo, perché abbiamo gli ascoltatori che dicono: a me piacciono queste puntate quando fai questi argomenti, però facci respirare ogni tanto. In effetti, però fortunatamente siamo capitati bene con Alex, che insomma ne ha viste, è sopravvissuto alla guerra in Medio Oriente. Volete una puntata di Rebelot, sopravviverà, anzi sta sopravvivendo alla grande. E attenzione, come si dice, riprendete il respiro, come si fa? Trattenete, ecco, vedi, questo è il massimo dei miei problemi. Ogni tanto io cerco un verbo, non si fa trovare. Trattenete di nuovo il respiro, perché adesso entriamo invece a parlare di oggi, del rischio terrorismo oggi. Voi avete tolto un territorio allo Stato islamico, ma come abbiamo detto prima è uno Stato. E io è un'ideologia. Tu però prima mi raccontavi, attenzione, è uno Stato, un'organizzazione completa. Lo Stato è caduto. La domanda che ti faccio ma l'ideologia rimane. L'ideologia, e soprattutto, secondo te, che li hai visti e li hai combattuti, l'organizzazione, la mentalità, la logistica, il modus operandi sistematico che abbiamo cercato di raccontare prima, c'è ancora, e come può essere pericoloso? Allora, facendo un'analisi prettamente, diciamo, strategica del fenomeno, l'ISIS, appunto, Islamic State, quindi Stato islamico dell'Iraq e del Levante, era un'organizzazione che si è comunque organizzata proprio come uno Stato, come un governo parallelo. Addirittura un periodo giravano i passaporti finti, cioè passaporti, perché le Nazioni Unite non riconoscono la nazione ISIS, però era proprio organizzato come uno Stato. Militarmente come un esercito regolare, e attenzione, come un esercito regolare, però con forti connotazioni terroristiche. Quindi cosa significa? Non si parla tanto di azioni militari, ma si parla di azioni militari convenzionali e azioni militari non convenzionali. Quindi rapimenti, attentati di ogni genere e strategia del terrore.
giusto? Quindi anche a livello mediatico. Quando quando la coalizione internazionale ha distrutto, ha eradicato, ha portato via, ha distrutto l'organizzazione fisica, cosa è successo? Hanno perso un territorio, quindi non sono più localizzati. Ovviamente hanno perso le capacità economiche, hanno perso le capacità militari convenzionali, ma quello che è rimasto appunto l'ideologia, che non è morta, ma sta andando avanti e si sta rigenerando ancora più forte, sulla base di quello che è stato fatto prima, giusto? A tal proposito, è ora che si parla veramente di terrorismo, perché finché io ho Mosul come capitale, che è difesa da un esercito, che noi definiamo terroristi, ma di base è un esercito, organizzato come un esercito, quello non è terrorismo. Il terrorismo è stato l'attentato in Francia, il terrorismo è stato l'attentato in Sri Lanka, 300 morti, oltre 500 feriti. Lo Sri Lanka, ci andavo in Sri Lanka io. Cioè, è un posto normale. Però da zero il caos. Questa è la capacità dell'ISIS. Perché? Perché forti di un'organizzazione, forti di una logistica, forti di una capacità di essere presenti ovunque, con uno schiocco di dita si scatena il caos e rispariscono. È un effetto liquido, non sono più localizzabili. Nell'ultima parte Non so se si parleremo... dice effetto liquido. Sì, capito perfettamente, guarda. Nell'ultima parte parleremo proprio di questo, cioè secondo la tua opinione oggi quanto siamo sicuri in Europa di fronte a questo genere di minacce, soprattutto che cosa le caratterizza come particolarmente insidiose. Un po' già ce l'hai detto, questo effetto liquido, la capacità di comparire e scomparire. Tutto questo tra pochissimo, subito dopo questa breve pausa.
vantaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. E rieccoci per l'ultima parte di questa chiacchierata con Alex Pineschi. Siamo arrivati all'oggi, all'Europa e a quanto siamo sicuri. Io ti lascio maneggiare questo argomento nella maniera in cui sarai più a tuo agio, perché non capendoci niente se non quello che posso aver dedotto dai giornali, come gli ascoltatori faccio per primo un passo indietro, quindi quello che c'è da illuminare illuminacelo e quello che invece magari è già noto tralascialo pure. Io faccio una premessa, io non sono un analista, non sono un esperto, diciamo, accademico. Meno male, dico io. Io sono l'uomo della strada che però è stato con un fucile in mano per degli anni a scontrarsi con queste persone qua. Ho studiato il fenomeno, l'ho vissuto e penso che il mio punto di vista si basi su questo concetto qua, di aver vissuto gli attentati, di essere stato presente come, forza di sicurezza, come comandante di un distaccamento delle forze di sicurezza di Kirkuk, a respingere a combattere contro questi attentati terroristici. Facciamo il paragone sugli attentati che sono successi in Europa. Uno dei problemi principali è che i radicalizzati non possono essere traccati, perché tracciati, intendi, cioè seguiti. Sì, nascono qua, crescono qua, si radicalizzano qua. In che modo possiamo prevenire? Il mio obiettivo, la mia passione è quella di fare educazione, quindi di fare informazione per quello che riguarda la parte di sensibilizzare proprio. Io non so se posso dirlo, faccio tramite Apitac, che è la mia organizzazione, organizzo dei corsi di formazione nel settore legato proprio alla sicurezza. Partecipo come ospite ogni tanto a delle conferenze proprio sul terrorismo per raccontare quella che è la mia esperienza. Per quello che penso io a livello di apparato di prevenzione, non abbiamo. I nostri servizi informativi, i nostri servizi di sicurezza hanno sempre fatto un ottimo lavoro, perché noi siamo la porta d'Europa e non è mai successo nulla in Italia per ora, grazie. Io dico grazie a Dio, ma sarebbe da ringraziare invece chi è sulle strade a fare tutti i giorni il lavoro di difendere la collettività. È ovvio che controllare e chiudere in un cerchio il fenomeno è impossibile. Non ci possono essere tutti questi occhi, tutte queste orecchie e tutto questo controllo, perché qualcosa può sempre sfuggire. Certo. Quando qualcosa sfugge bisogna metterci il tappo. Il tappo sono le nostre forze dell'ordine. Le nostre forze armate, che sono impegnate tutti i giorni anche con l'operazione Strade Sicure. A tal proposito, non so se volevo ringraziare pubblicamente tutti i ragazzi delle forze armate e delle forze dell'ordine che ci proteggono ogni giorno, che fanno un lavoro grandissimo. Però se domani succedesse qualcosa, dobbiamo chiederci se veramente saremo in grado di metterci il tappo. Quando un attentato accade nel giro di pochi secondi. Di conseguenza, le nostre forze di sicurezza dovranno essere in grado di rispondere in maniera efficace e coordinata all'interno del caos, perché un attacco è il caos e portare ordine nel caos solo uno ci è riuscito, Sì, okay. Sì. Certo, è molto difficile. Sì, quindi soprattutto poi in uno scenario come il nostro, in uno scenario asimmetrico, dove noi laggiù era il nostro lavoro, lo facevamo tutti i giorni c'era un attacco, un attacchino, un attacchetto, tutti i giorni c'era un problema, quindi si usciva in assetto comunque operativo e si andava a capire qual è il problema, tutti i giorni, perché se fai l'operatore della polizia militare a Kirkuk
tutti i giorni. Tutti i giorni devi gestire. Poi noi, non c'era soltanto il terrorismo, c'era la criminalità organizzata. Questa è una cosa che mi spaventa molto, il connubio tra terrorismo e criminalità. Si parla tanto di mafia nigeriana. Ricordiamo che in Nigeria c'è Boko Haram, che è comunque interconnessa con l'ISIS. Da questo punto di vista, lasciare spazi di criminalità. La mafia nigeriana, io non sono un esperto di settore nella maniera più assoluta, però sono organizzati a livello militare. Controllano le strade, non è che controllano le strade, però controllano per il loro traffici. Da quello che ne so io, anche la mafia nostrana si è dovuta piegare. Sì, o qualcuno dice da quello che ne so nella mia ignoranza. Hanno modernamente dato alcuni settori in franchising, però il rischio è che questo franchising sfugga di mano. Siamo proprio nel ventre del peggio, perché... Sì, ma io sono forse sopravvissuto perché sono forse un po' troppo, diciamo, come si dice, sono più pessimista, quindi mi piace cercare di capire tutto, sempre. Sono forse un po' troppo pignolo, ma se non lo fossi stato, ovviamente, non credo di essere qua. No, certo, di essere riuscito a ritornare qua. Nel tuo caso no. Io credo che sì, in Italia siamo sicuri, siamo difesi egregiamente dalle forze armate e dalle forze dell'ordine, la nostra sicurezza viene garantita ovviamente dai massimi apparati di sicurezza, però ovviamente tutto può sfuggire. Senti, io che non ho particolari competenze, quello ma che volevo, ho seguito, quello che, pensavo fosse la chiusura. Quello che volevo dire, perché tu devi sapere che fai queste pause, no? Io da conduttore no, ma non capisco se è il momento di fare un'altra domanda. La prima linea di difesa sono i nostri cittadini anche. Cioè di non girarsi dall'altra parte. Di non girarsi dall'altra parte e soprattutto non vivere nell'ignoranza. Non vivere nell'ignoranza, nel guardarsi intorno, nel capire. Uno non deve vivere col terrore, perché altrimenti hanno vinto loro. Non dico di non andare al cinema, non andare nei posti affollati, non prendere la metropolitana, però di avere una consapevolezza, perché la consapevolezza ci permette magari di fare una telefonata e avvertire le forze dell'ordine nei tempi giusti. Io leggo delle statistiche dove a seguito di alcuni attentati non c'è stato un allertamento nel giro di 10 minuti. È ovvio che se in quei frangenti sono i secondi che fanno la differenza. Ecco, questo diciamo è uno scenario. Cittadini, forze dell'ordine, forze armate. Questo è lo scenario, insomma, che si può produrre. Una delle cose che ho raccolto io tramite questo microfono, che mi è toccato raccontare tanti attentati dal sicuro dello studio, certo, però comunque cercando di farmi anch'io qualche domanda in più. Ecco, alcuni analisti, loro più teorici, dicono che croce e delizia dei sistemi di sicurezza europei è il ragionare per protocolli. Cioè c'è stato l'attentato, allora chiudiamo tutto quanto, chiudiamo gli aeroporti, chiudiamo tutti i negozi in tot vie, si mobilitano tot cose, una reazione standard che sostanzialmente mira a svuotare l'intera città per trovare il pesce. Non ha funzionato tantissimo però in Francia, ad esempio. Sì, però di cosa è così fatto? Il protocollo, la procedura, non accusatemi di blasfemia, no, ma è la Bibbia dell'operatore. Sì. È ovvio che le forze di sicurezza devono di fatto ragionare per protocolli e per procedure tecniche e procedure tattiche. I team di intervento devono per forza di cose avere delle procedure. Ma queste procedure come sono sviluppate? Su cosa sono strutturate? Chi le ha sviluppate? Chi le ha strutturate? Chi poi le gestirà? Perché c'è anche da dire che per coordinare un'azione contro terrorismo bisogna anche capire di cosa stai parlando. Di cosa si sta parlando. Torniamo a Kirkuk magari, spiegaci se si può qualche elemento di quella giornata nera. Il 22 ottobre del 2016, a risposta dell'offensiva di Mosul, l'ISIS organizza non un'offensiva, ma attiva le cellule dormienti che erano dentro Kirkuk. Queste cellule dormienti, che erano team di 4 persone, occupano contemporaneamente degli obiettivi strategici quali
edifici governativi piuttosto che centrali elettriche, e cominciano a sparare e a piazzare appunto questi ordini esplosivi. Se noi andiamo a frazionare, sono stati circa 20 attacchi, cioè 20 edifici simultanei. Simultaneamente. Qui torno a fare un po' il mio mestiere. Non simultaneamente, ma con un ordine ben preciso. Mentre il primo attacco alla centrale elettrica, esatto. Il secondo un albergo in una zona, in modo che tutte le forze andassero in un'altra. Il secondo attacco dall'altra parte opposta della città. Il terzo attacco dall'altra parte opposta ancora. E tu mentre succede non sai quanti sono, cosa succede. Perché io mi ricordo, prima è stata centrale elettrica, tutte le unità sulla centrale elettrica. Ed era esattamente prevista questa mossa. Sì, quando è successo il secondo attacco, non c'era nessuno che poteva andare sul secondo attacco. Ci siamo arrivati, ma ci abbiamo messo 20 minuti. Cioè, in 20 minuti tu uccidi tante persone. Certo. Cioè, se tu sei cosa se fare, tu sei così, bene. sì, ma loro erano già barricati dentro da giorni. Avevano già stoccato casse dell'acqua, cibo, medicinali, farmaci, droghe. Quante persone? Per restare svegli. Ma team da 4, team da 2, team da 5. Meno di 100, insomma, il totale. 150 miliziani sparsi in 20 obiettivi. E sono per un esercito anche poca roba, insomma, rispetto all'obiettivo. Sì, però immaginiamo, ne bastano 4. Facciamo un esempio pratico. 4 persone domani nel comune di Milano. Al municipio di Milano. Al municipio. E lì arrivano tutte le forze dell'ordine e ce ne sono altre 4. Non conosco i protocolli. Sì, immaginiamo. Non però, strani. No? Immaginiamo che ci sia una previsione di questo tipo. Sì. Che magari ci sia uno che dica attenzione, teniamone qualcuno, però per farti capire, anche se seguono tutti i protocolli, anche se essendo una cosa non convenzionale, certo, è difficile. Tanti criticano il lavoro che è stato fatto dalle forze di sicurezza in Francia. Ma è difficile. È molto difficile. È molto difficile districarsi, perché non è una cosa convenzionale, un attacco diretto. È una cosa che non segue un profilo logico. E lì è andata bene allo stadio. È andata bene. Perché se allo stadio facevano una strage, altro che Bataclan. È difficile quando... Se noi guardiamo nella storia gli attentati terroristici, anche magari ti ricordi di Settembre Nero, sì, alle Olimpiadi, raramente c'è stata una riuscita perfetta. Giusto magari il SAS nell'ambasciata a Londra, l'SIS, le forze speciali inglesi. Cioè, è molto difficile che ci sia un blitz perfetto, sì, dove nessuno viene ucciso, solo nei film, dove nessuno... Essendo molto difficile, le forze di sicurezza, che appunto sono in risposta di questi attacchi, devono avere il giusto equipaggiamento, il giusto addestramento e avere le procedure giuste. Chiudiamo proprio con questi punti molto pratici. Partiamo dall'equipaggiamento. Io ci tengo a precisare che in Italia ovviamente abbiamo delle unità antiterrorismo che sono veramente forse al vertice a livello europeo. Parlo sia delle forze speciali dei carabinieri che il NOx della polizia di Stato. Si parla di un livello top, sia in tutti i sensi, a livello addestrativo e a livello appunto di equipaggiamento. Poi abbiamo i nuclei API e i nuclei UOPI rispettivamente della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, e che sono comunque la seconda linea a livello di controterrorismo. E poi abbiamo ovviamente le pattuglie, la Polizia Municipale, la Gazzella dei Carabinieri, piuttosto che... La prima risposta viene da queste persone qua, non dai reparti speciali. Abbiamo visto con Anis Amrino. Questo qua alla fine scappa dall'elite e chi lo prende? Due poliziotti normali che hanno la prontezza di tirar fuori l'arma quando... ma perché lì è andata bene. Quel poliziotto in particolare era un ex militare, uno che comunque si addestrava. È andata bene, sì, perché io non la saprei leggere, dico questo nello zainetto sta cercando i documenti, l'ultima cosa che penso. Ma questo fa capire quanto sia difficile il lavoro delle nostre forze dell'ordine. È questo che io ripeto, io ho la fortuna e l'onore
di avere tanti studenti che vengono ai miei corsi, che sono appunto chi polizia, chi carabinieri, chi guardia di finanza, chi polizia municipale, e queste persone hanno un lavoro difficile, paradossalmente più difficile di uno dei reparti speciali, perché uno dei reparti speciali arriva lì con il migliore equipaggiamento, il miglior addestramento, la migliore attrezzatura. È un chirurgo. Sì, è un chirurgo. Mentre invece magari il poliziotto che si trova per strada, un medico di base che deve fare... Un giorno si trova a che fare con col gatto sull'albero, sì, quelli sì. sono i pompieri. Alla vecchietta che attraversa la strada. Il giorno dopo con lo spacciatore, il giorno dopo col terrorista. Quindi noi, secondo me, a livello di istituzioni dovremmo valorizzare innanzitutto il lavoro dei nostri cani da pastore e cercare di migliorare, io dico valorizzare proprio il lavoro della prima linea, perché la prima linea contro un attentato non è lo specialista delle forze speciali, ma è l'omino che è sulla strada tutti i giorni, che conosce il quartiere, che conosce le persone, che è lì per primo, perché abbiamo visto in tutti gli attentati i primi che arrivano chi sono? O i poliziotti di quartiere o la radiomobile. Certo. E strutturare le procedure operative anche considerando appunto loro come prima linea di difesa. Non so, io magari migliorando l'equipaggiamento, implementando l'addestramento. Forse ci vuole anche, mi viene in mente qualcuno che abbia la capacità di leggere in senso strategico un evento, che cosa che magari un questore non è tenuto ad avere, ma non voglio attirarmi le antipatie dei questori d'Italia. Ma le attiro io in realtà da sindacalista dei questori, perché il questore che roba è il preside della questura, perché devono funzionare la parte amministrativa, è il parafulmine di tutte le menate, può fare tutto. Bravo, è il parafulmine di tutte le menate, quindi deve essere un bravo penalista, un bravo sindacalista, coordinare nei primi 20 minuti un attentato, perché ripeto, succedesse qualcosa, ora non le stiamo qui a dire per motivi di riservatezza, però ci sono i reparti speciali per arrivare sul luogo dell'incidente, chiamiamolo così, ci sono delle tempistiche, possono essere, ripeto, non voglio non diciamolo, tempistiche brevissime, questioni di attimi, brevi, oppure però il primo che quello che ci vuole uno accanto al questore, mica dico di togliere il questore, ma il questore dovrebbe avere lì uno che sa leggere queste cose, dice adesso oggi veramente ora succederà questo e questo, vediamo se succede anche questo e quest'altro, perché legge tutta la mappa. Mentre una persona che ha anche responsabilità amministrative, burocratiche, giuridiche, come i tuttologi non esistono. Ma come fa? Non esistono. Infatti, all'interno appunto degli apparati professionali ci sono appunto le figure di gestione dell'emergenza. Sì, qualcosa si sta muovendo, perché poi non è che siamo... No, ma ci ripeto, noi come dico noi, perché io sono italiano, faccio parte di questo paese, però io mi sento sicuro da un lato. Dall'altro lato ho sempre, professionalmente parlando, l'occhio critico. Tutto si può migliorare, tutto si deve migliorare e la ricerca del miglioramento deve essere tassativamente costante. Secondo me, ripeto, per chi ci ascolta, non so se c'è qualcuno che potrà cambiare le cose. Possiamo cambiare un po' tutti, sai, perché noi facciamo una trasmissione, qualcuno magari la trova interessante, la sente, ne parla un altro. C'è tanto da migliorare. Il pulsante non c'è. Senti, chiudiamo invece con te. Mi viene da chiederti, ma non hai anche la tentazione di tornarci in Kurdistan adesso che questo vada ricostruito, no? Allora, teoricamente, io ora come ora, io sono ancora in Kurdistan. Sono venuto... Colpo di scena, siamo in diretta da Mia mamma ha appena avuto un infarto. Sono tornato circa 3 settimane fa perché purtroppo ho avuto un lutto in famiglia, è deceduta mia mamma e quindi sono tornato qua subito per sbrigare. Sì, teoricamente io dovrei ritornare là fra poco, però onestamente sto pianificando il mio rientro in Italia definitivamente. Perché senti di aver dato quello che potevi dare? No, sento che il luogo dove dare è questo non è laggiù. Io posso ancora dare tanto alla mia patria,
alla mia collettività, alle persone a cui voglio bene, qui. Per me ormai sta avendo senso qui, non più laggiù. Certo. Là c'è parte della mia famiglia che sono le persone con le quali ho servito, però io sono un italiano e voglio tornare qui a servire la mia patria con le capacità che ho acquisito laggiù. Poi onestamente ci sono persone che comunque mi vogliono bene anche qui e non voglio lasciarmi, diciamo, perdere l'occasione di ricominciare adesso la mia vita. Un'altra vita ancora. Ripartendo quasi da zero ancora? Ripartendo da zero no, ma ho tante cose. Voglio fare tante cose che negli ultimi 5 anni non ho fatto. Ho capito. Sono partito a 30 anni, ora ne ho 35 e non voglio recuperare ciò che non ho fatto in questi 5 anni fa. Va bene Alex, grazie mille per questa chiacchierata. Prima di mandare la sigla, se vuoi ricordare tutti i canali dove ti si trova. Sì, allora, per chi ci ascolta, io vorrei ricordarvi di seguire la pagina Facebook che si chiama Happy Tac, che sta per Alex Pineschi Tactical, che è la mia, diciamo, la mia realtà con il quale organizza appunto corsi di formazione piuttosto che conferenze, sempre nel settore della difesa, della sicurezza e del terrorismo. E mi potete trovare anche su Instagram come Alex Pineschi Official e su YouTube. E poi per strada. Per strada magari lo incontrate. Magari mi ho offrito un caffè. Esatto. Davvero grande grazie. Grazie a te, ringrazio a tutti gli ascoltatori. Grazie davvero a nome, penso, di tutti quelli che ci stanno ascoltando, di quelli che posso rappresentare per quello che hai fatto, perché hai riscattato tutti quelli come me che sono rimasti sul divano, quindi grazie. No, è vero, non sei rimasti sul divano, tu sei andato. Grazie.
Avete ascoltato Rebelot. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. Radio Padania Libera. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Padania Libera. La radio con il bollino verde. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Va ora in onda Balagan, storie di normale casino. Una candalica, dos candalicas, tres candalicas, cuatro candalicas.